È stato un bellissimo evento, per fortuna però avevo tutti i miei amici che mi hanno aiutato a spingere. Da dove venite? Da Bassano. Arrivano da tutto il Veneto, ma anche da fuori regione, i runner che hanno partecipato alla DJ 10. Fatica, divertimento, ma anche inclusione, perché nello sport non ci sono barriere. Questo è un esempio bellissimo, ok? Siamo tutti contenti, tutti felici, Treviso meravigliosa. Siamo un gruppo senza pensieri, soltanto per divertirci, facciamo tutta l'allegria e sono dei ragazzi fantastici quelli che ci spingono, hanno un cuore enorme che sono proprio da ammirare e io sto vivendo una seconda vita con loro. Locali strapieni, dopo la corsa, Cicchetti e Spritz vanno a Ruba. Com'è andata? Benissimo, in compagnia è sempre bello. Giornata meravigliosa, evviva, ciao! Sosta al Plateatico anche per due delle assessore della giunta comunale. Le assessore non hanno corso. Le assessore quest'anno non hanno corso, però hanno aspettato tutti i podisti, e Linus in testa, il nostro sindaco, qui all'arrivo per festeggiare insieme. Non sono proprio brava a correre, non ho resistenza, però ci tenevo ad esserci perché è una giornata importante per la città, 16.000 persone che hanno invaso la città di gioia, colore, musica e divertimento grazie a Radio DJ per aver scelto di nuovo Treviso. Di corsa anche il gruppo di Antenna 3. Stamattina assonnati ma carichi, è bello vedere Treviso così, è bello portare a casa questo risultato, la 5 km per noi, la 10 per Francesca. Francesca è l'unica che ha corso 10 km. È stata un'impresa, ma è stato veramente bello passare per le vie al centro di Treviso, veramente una favola. È stata dura, però è soddisfacente alla fine. Ci siamo presi la carica durante la corsa e alla fine ce l'abbiamo fatta. È andata benissimo, abbiamo fatto la 5 anche se abbiamo la maglietta della 10, però è stata una bellissima esperienza e adesso il ristoro meritato. Benissimo, benissimo, un bel giro per Treviso. Anche i sessantenni ce la fanno. Anche i sessantenni ce la fanno.